Benvenuti a La Taverna Berda. Un mese intero alla scoperta dei vini e dei vignaioli dalla regione slovenia di Berda. Una terra intrisa di cultura e di storia del vino. Un tempo parte di un unico grande territorio vitivinicolo insieme al Collio Friulano. Dai tempi dei Romani all'impero asburgico, i suoi vini hanno sempre lasciato il segno. E ancora oggi, il Berda è il cuore pulsante dei vini più importanti e riconosciuti dalla Slovenia. Nelle prossime 4 puntate ascolteremo le voci di 8 produttori. Alcuni hanno dato al Berda una risonanza internazionale. Altri sono giovani, appassionati e pronti a diventare le stelle di domani. Ma tutti lavorano insieme per raccontare con il loro lavoro e il loro vino il meglio di questa splendida regione. Salve amici di Vini Friulani, salve amici di Vini di Berda, benvenuto alla prima puntata di La Taverna Berda, questo mese di conversazioni, interviste e degustazioni anche, io ho bevuto qualche vino, con produttori della zona di Slovenia che si chiama Berda, dall'altra parte del confine del Collio. Sono così contento di presentare questa serie di podcast con voi. E la prima puntata è con un vecchio amico, Marian Simčić. Abbiamo collaborato quando ero a Bastiane tanti anni fa, abbiamo fatto un vino insieme, e con un nuovo amico, Matthias Certecic, difficile per noi americani per pronunciare, dell'azienda che si chiama Ferdinand. Marian Simčić ovviamente ha il suo nome sui tuoi vini, e mi è piaciuto tantissimo sentire come racconta Marian un po' la cultura e la storia di questa zona di Berda. Allora, ascoltare bene per come lui parla di tradizioni della zona, la dedizione di questi produttori. Ha parlato anche di questa classifica della Maria Teresa dell'Austria che hanno classificato diversi vigneti nella zona di Berda e Collio e anche Aquileia nel 1786, allora molto interessante che questa zona è stata riconosciuta nel 1786 che è una zona di grandissima qualità di produzione del vino. Mi è piaciuto anche come la Taverna Friuli sentire che c'è tanto che loro hanno in comune con Friuli, no? La cosa che mi ha colpito di più è quando l'hanno parlato di tutti i vitigni che si può fare vengono bene in Berda, come si dice anche in Friuli, no? Bianchi, rossi, quello che vuoi. Si vede che c'è questo territorio, questa cultura, questo scambio che non è diviso di una confine, ma è una sfumatura di culture, soprattutto sotto gli Alpi, però come Friuli un incrocio tra nord, ovest, est, sud e tutti questi diversi tipi di culture, cucine, vini, tecnica sono uniti in questa zona come la storia di Friuli Venezia Giulia. Ok, dai, questo è una lunghissima podcast, allora ragazzi volevo dare abbastanza spazio per tutti e due i produttori. Allora questi podcast saranno abbastanza lunghi, però ricordate che la bellezza di un podcast è che si può sentire 15 minuti oggi, 20 minuti domani, un'ora sabato, un'ora domenica, quando vuoi. E allora questa è la bellezza di fare un podcast. Tu non devi stare qui per sentire tutto questo tempo insieme. Allora, cominciamo sono così fiero di presentare la prima puntata di La Taverna Berda con Matthias Certecic di Ferdinand e
il mio vecchio amico Marian Simčić. Mi sentite? Allora, il microfono più vicino alla bocca possibile. In questo modo si sente molto bello. Sì, esatto. Così. Esatto. 1, 2, sì. Super. Ci sentiamo. Sì. Ah, siete Mi proprio i secco professionisti. anche da solo. Bravi. Grazie per portare la bottiglia. Cosa stiamo bevendo qua, Mattias? È una ribolla gialla che fa affinamento in legno per un anno. Ok, bello, grazie tantissimo. Niente. Mattias, Marian, grazie tantissimo. Il primo podcast qui per la taverna fuori dei Friuli Venezia Giulia. Qui in Berda facciamo il mese di Berda e grazie tantissimo. Abbiamo due persone qui, uno che conosco molto bene, Marian Simčić, grazie tantissimo. Noi abbiamo una storia di più di 20 anni che l'abbiamo lavorato insieme quando sono stato da Bastianes. Grazie per essere qui. Grazie per l'invito. No, grazie a te. piacere. È un nuovo amico, Mattias, di Ferdinand. Mattias, come si pronuncia il tuo cognome? È un po' difficile per Sì. gli italiani. Sì? Si O pronun- americani si come pronuncia me? Cetartic. Cetarčić. Sì. Ok, sì, non male per la prima prova. No, anzi, complimenti. Grazie. E allora volevo parlare un po' di voi perché la prima volta che andiamo fuori del Friuli Venezia Giulia e volevo parlare di Berda perché secondo me il mondo deve capire un po' di più la storia di Berda. Allora cominciamo di sentire un po' più la storia individuale di voi due, dopo cominciamo di parlare di Berda come territorio e tante altre cose. Allora comincio con Marian Simčić. Raccontami un po' la tua storia, la storia della tua azienda prima che andiamo avanti di parlare con Mattias e di Berda in generale. Io nasco da una famiglia di vinaioli da 5 generazioni. Ok. Ecco, così siamo una non tante aziende che anche dopo la seconda guerra, che è diventato qua un altro regime, Italia dopo era 2 anni senza confine, che erano sotto anglo-americani. Ok. Nel 1947 è venuto qua in Jugoslavia anche un altro regime che sicuramente non era molto per aziende private. Ok. Allora anche esistono le limiti di quanta terra, di grossi. Noi diciamo non siamo stati, perché prima esistevano qua anche coloni, dopo quelli soiachi che come noi che non abbiamo coloni ma abbiamo qualche operaio e lavoriamo la terra. Più di questo noi abbiamo, mio nonno aveva anche osteria con suo fratello, anche negozio. Facevo anche un po' già quella volta business di vino, di frutta. Avevano anche un negozio in Austria Ok. in affitto, ma erano collegati anche sicuramente. Tutta questa zona era collegata sicuramente verso il Friuli, anche il Veneto di vendite e anche ok. Austria, perché Allora c'era anche il movimento di business anche sì, fuori dalla perché Jugoslavia. No, dell'Jugoslavia noi mai non siamo stati verso di là, anche i mercati, perché anche quando era Italia siamo stati anche prima, che era Ok. l'imperio austro-ungarico, era sempre frequentata più verso l'Italia, verso Austria. Ecco, tutti i mercati, anche le connessioni, come dove si va era anche qua Trieste, Gorizia, prima piazza Trieste, Udine, e dopo soprattutto in Austria va del treno. Dal Cormon si può collegare e andare, ecco, anche portare Direttamente il vino. in Vienna. Sì, anche in Vienna. Ok. Ecco. Per questo la zona era sempre anche, diciamo, le prime frutta dell'impero austro-ungarico. Noi siamo stati quella volta a sud dell'impero austro-ungarico. Ok. E diciamo ciliegie, 1° maggio era prima frutta fresca nel Vienna, nel piazza di Vienna, no? Che è venuto di qua. Sì, è venuto proprio di qua, di Berda.
E questo è rimasto dopo con Italia sicuramente siamo stati frequentati anche qua, ecco, sempre verso prime città come Trieste, Udine, Gorizia, ecco, primo paese era Cormons, ecco, con stazione e tutto, anche le scuole erano a Gorizia, ecco. Povertà è venuta vera dopo la seconda guerra, quando qua zona è rimasta senza una città Ok, dove non hai nessuna istituzione. Nuova Gorica si è appena 47, si è iniziato, ok. iniziato a fare, ma non era niente. Allora le prime città era Lubiana, no? O Fiume, Rijeka, Sì, no? che è abbastanza lontano. Ecco, lontano, e dopo anche le strade, Non diciamo, erano... non erano Sì. ferrovie. Quella volta tante persone del Berda sono anche, tante sono andate in Lubiana o così altre città, e anche tante immigrate, soprattutto negli Stati Uniti, anche Argentina. E per fortuna anche due fratelli di mio nonno, uno è andato in Canada, uno è andato in Italia, ma qua vicino perché l'attività non può fare, dopo ha aperto di nuovo il suo negozio. Ok. Invece mio nonno è rimasto con quella terra, un po' di terra era nazionalizzata, un po' di terreni, è rimasto con mio papà che aveva 15 anni. E dopo vino anche era limitato, si può avere 100 ettolitri nell'inizio come privato e così. Potevi fare il centro e togliere 100 come un ettolitri sì, privato. dopo se aveva sempre ancora una qualche cantina nascosta un po' per state solo misure, ma anche Ma vendita di vino era questo era sfuso. abbastanza comune di avere un tipo di cantina Sì, sì, segreto sì, qui sì. nella Berda? Sì, come una volta sotto l'Italia era un comune che sono fatti la grappa Ah, esatto, nascosto esatto, nella sulle foresta. foresta perché Esatto. E, ecco, sempre gente prova a sì, salvarsi nel modi, ecco, così, ma che mi parlano, io non ancora nato, no, ma ho parlato tanto con mio papà, anche mio nonno, sono spiegati diversi tempi così. Era la sfida, ecco, la Berda era sempre prima, si arrangia gente, ma più duro era proprio dopo la seconda guerra. ok. Dopo, per fortuna, anche qua è iniziata la cantina sociale, si chiama Zadruga, e così si possono portare contadini uva. Dopo nell'anni, perché era terra che era nazionalizzata, le vigne sono presi la Zadruga, quella volta non era ancora di proprietà di contadini Ah, come ok. adesso, che magari di lo Stato, ma statale, ecco, che dopo vinificano. All'inizio che non era questa cantina, avevano 3-4 cantine in diversi paesi qua in Berlino, invece questa penso 50 nella dopo Sì, 50, subito dopo 50 credo. Oh, 56. questo qua, che era Sì, la sì, grande cooperativa di sì, Berda, sì, ma esatto, era dove siamo anche qui. quei Zvonimir Simčić, dobbiamo dire che uno un padre un po' di tutto di questa cantina, anche era già quella volta enologo che ha studiato anche in Francia, ha Mm. portato tante Medot, no? Lui è Zvonimir, ma chiamavano Medot, ecco. Era molto visionario per questi tempi, e così anche c'è architetto francese che ha creato questa cantina, per questo Ah, ok, era per questi tempi una cantina prima di importante. dimensioni, ma anche come era strutturata, come aveva anche la tecnologia, era molto avanti, era nel Jugoslavia è la Ok, miglior cantina cantina, più grande tecnica, tecnica, ecco, sì, ok. e tutto in E questi la tempi. storia per te, Marian, quando è Niente, cominciato? io dopo noi, ecco, i nostri vendevano vino sfuso, noi abbiamo anche vigneti che erano dopo seconda guerra divisi, perché è venuto confine, Ah, diciamo, sotto tagliato i la tuoi... nostra Ok. azienda. Allora le vigne che sono rimaste, soprattutto mio nonno, dopo mio papà, vendevano anche uva in Italia, non conviene
portare qua a fare vino perché era sempre la qualità, era sempre richiesta di queste vigne del Collio, diciamo. Allora il mercato per l'uva era meglio in Italia? Sì, 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 Ok. sì, e dopo abbiamo sempre permesso che anche il confine era abbastanza chiuso, ma per noi che abbiamo le vigne si sempre, anche in quei tempi, un po' di anche guerra fredda, tutto che era un controllo anche con militari, ma per andare a lavorare sempre era aperto, non si è mai Immagini chiuso. che le persone che fanno le guardie per le strade per passare il confine, dopo un po' si riconosce le persone. Ciao, ciao. Sì. Come che... No, non era, Era proprio stesso, controlli i guarda, documenti ogni benedetto volta che si passa per sì, il confine. mi capisci, era lo stesso paese qua, Sì. Medana è una comune dove era scuola, chiesa, non so, un cimitero, tutto In diciamo comune. così, e dopo è rimasto che era Zeglo e Plessiva, che sono a parte a Medana, metà di Zeglo, che adesso è Zegla in Italia, e Plescivo, che è Plessiva, è rimasta sotto l'Italia. Ok. Diciamo con stessa nazionalità. Qua siamo stati tutti sloveni, siamo vissuti sotto Italia più di 100 anni, ma era sempre questa nazionalità, solo diciamo uni sono andati sotto Italia e invece altri sotto Jugoslavia. Ok. E così era, non era così anche la famiglia. Dopo ho piantato mio papà più anche ciliegie, pesche, tutta frutta, perché questo come privato non era limitato e Ok. poteva vendere, portare a mercato, così portava a Fiume, a mercato a Lubiana, prime due città in Italia, non poi, perché per noi non era confine chiuso per le persone, anche dopo passaporto di Jugoslavia o qua noi abbiamo anche lascia passare, no? La propusnica si può andare, solo business era chiuso, no? Era controllo dello Stato, tu non puoi export-import, no? Questo era Ok. solo Tu dovevi solo aziende rimanere statali era dentro le confine. ecco, dentro confine. Ah. Allora Non potevi è andare dovuto a vendere pesche a ecco, Cormons, che no, è 2 no, chilometri di qua no, no, praticamente. ecco, questo no. Ok. Questo business era soprattutto controllato, anche la politica della Jugoslavia era produrre quello che serve per La paese. paese, Sì. diciamo. E per questo vino, dopo soprattutto era più vino prezzato, serve quantità. Per questo sempre noi già prima vendiamo vino anche in Lubiana, nel certe osterie, ma come vino sfuso, anche sono venuti ancora con quelli primi camion, portavano, dopo portiamo noi anche ho le foto, carateli, come si portavano ecovini e dopo quando erano già le macchine e le strade si portava anche vino, soprattutto vino sfuso, fino agli anni 80 che si è iniziato già a imbottigliare qualcosa che anche il regime molato non era così, sono dati permesso perché cantina sociale imbottigliava normale vini, ma come privati non era facile Ok. avere permesso anche di imbottigliamento. E così nell'80 dopo si è iniziato anche questo e dopo iniziamo a vendere prima a Ljubljana lì e dopo Zagabria, Fiume, parliamo anche il Belgrado ancora e dopo subito del 90 quando io già esportavo anche sotto Jugoslavia, un po' in Germania, Austria, Ok. ecco fine del 80 E e quando dopo con tu proprio hai 91 cominciato tu, Mario, a io fare proprio vino? la prima, sono sempre dovuto anche aiutare, dopo ho Ma fatto certo. scuola agricola qua, diciamo a Nova Gorica, fatto proprio qua anche 6 mesi della mia stage pratica dopo la scuola qua in cantina. Ah, ok, Sì, qui sì. proprio Ho a Clet. fatto Ok. 6 mesi, dopo sono andato a militare un anno e nella mia prima annata così ufficiale che mi ha lasciato vanificare è 88. 88. 88, Ok. sì. Wow. E subito ho preso una medaglia d'oro, quella volta era fiera internazionale di Ljubljana, una fiera importante, più importante in tutta Jugoslavia. Erano anche c'è anche la jury, era fiera, prima anche
era l'assaggio del vini. Che vino era a quella volta? Era Pinot Bianco. Pino Bianco? Pinot Bianco, Fai sì. ancora Pino Bianco? No, non abbiamo poco. Dopo quella volta dobbiamo dire anche che tanto era sotto Pinot Bianco che invece era Chardonnay. Oh, ok. Qua fino, non so, 90 era quasi tutto, si dichiara come Pinot Bianco, Oh, invece era invece Chardonnay. era Dopo Chardonnay. sono venuti agronomi, si è visto, era maggior parte, ecco, era maggior parte di questi che erano anche Pinot Bianchi, erano Chardonnay. Ok. Così Chardonnay qua è più di 100 anni, così. E questo ricordo francese che mi ha detto quando una varietà fa risultati, fa qualità 100 anni, si può dire che è già quasi come autoctono. Autoctono, sì. Così queste Io faccio varietà sempre... che sono qua da questi tempi, come anche Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot, soprattutto, Esatto, certe sì. sono venute magari più dopo, magari non era tanto Cabernet, qua era qualcosa ma non tanto, ma queste penso sono già del tempi del Napoleon che è Certo. venuto a questi parti che ha portato queste varietà. Ok. Voglio lasciare un attimo la parola a Sì, Mattias, sì, che sì. voglio sentire anche da te, perché conosco un po' la tua storia, però Mattias non conosco niente, allora parliamo un po' di... Si chiama Ferdinand il tuo... Sì, tua azienda, ok? Di dove viene questo nome? Perché non è la tua? sì, praticamente io vorrei precisare che io sono la prima generazione dei produttori, no? E siamo partiti un po' atipicamente. Il nome Ferdinand l'ho scelto in onore del mio bisnonno, Ah, che è ok. nato all'inizio anni 1900, ancora sotto l'Austria, perciò allora c'erano tanti nomi anche un po' con influsso più germanico. Praticamente lui era veniva da una famiglia abbastanza importante della zona di Coisco, dove viveva, e avevamo ancora la cantina. Praticamente la loro famiglia aveva anche un ristorante, un'osteria, ristorante, era una famiglia con abbastanza produzione, non solo di uva, anche di altre cose, come all'epoca avevano praticamente tutte le famiglie. Sfortunatamente lui, come tanti, si è arruolato nella seconda guerra mondiale nell'esercito italiano, caduto nella seconda guerra mondiale. Praticamente l'azienda è uscita un po' fuori famiglia tramite i suoi parenti, suo fratello. Sua moglie è rimasta vedova, ha avuto 3 figli. E la mia nonna praticamente all'età di 18 anni, non avendo terra, non avendo possibilità di sviluppo, si è trasferita altre parti di Slovenia, a Maribor, praticamente dove praticamente è nato mio papà, cresciuto, si è sposato, è ritornato in Berda, praticamente dove io ho fatto tutta l'infanzia, senza essere molto vicino alla produzione del vino. Io ho fatto le medie di agraria, ho fatto l'università, ho fatto anche il Master Wine MBA. Ah, ok. E praticamente ho deciso di fare il produttore a età di 14-15 anni, Ah, ok. affittando uno dei vigneti che mio bisnonno aveva, e praticamente partendo senza vigneti, senza cantina, che è un Wow. po', sì, e anche senza capitale, per dire onestamente, perciò non era un viaggio molto semplice dal mio punto di vista. E tu non avevi questa vicinanza al confine che aveva Marian, di avere vigneti in Italia, vigneti, voi avete un'altra posizione più entroterra, diciamo così, più Sì, lontano dal confine? noi siamo a Coesco, che è, diciamo, tra San Martino e San Floriano, che sono due paesi magari un po' più conosciuti, anche se Coesco era in passato una delle città, è tuttora più grandi della zona, e comunque ha la sua posta, banca e tutto, o perlomeno aveva poco fa. Ok. Perché tutte le cose si sviluppano e magari alcune cose scappano dal mondo rurale, no? E praticamente siamo situati nella zona di Coisco, che è un po' più distanziato, siamo 3 chilometri dal confine.
situati su 300 metri sul livello mare. Io spiego sempre che sia una zona abbastanza particolare, limitorfa, perciò quasi all'estremo della produzione del vino. Abbiamo i vigneti situati da Snežatno, Chum, Kojsko, Goniace e Šmartno, San Martino, tutti in pendenza abbastanza alti, perciò anche i nostri vini credo che si distinguano per queste esposizioni e tipicità dei terreni che sono in questa zona. Ok. Beh, allora per tutti e due di voi, quanti bottiglie fate per darvi un'idea delle dimensioni delle aziende? Mattias, quanto grande è la Sì, tua? noi abbiamo 11 ettari di produzione, praticamente facciamo su 45-50 mila bottiglie dei nostri vini, più 20-25 mila di bollicine, che magari spiego più avanti come facciamo con la bollicina, assieme al mio partner, collega, amico e socio, tramite Cinefinis. Ok, parliamo di quello, assolutamente. Non lasciami dimenticare di riportare avanti quelle cose. E tu, Marian, quanti ettari, quante bottiglie, solo per dare un'idea? Noi abbiamo 25 ettari in produzione, ancora 2 ettari che adesso prossimo anno entrano, 1,5 ettari prossimo anno, ancora mezzo ettaro fra un anno, che è comprato ancora questi 1,5 ettari più mezzo ettaro che ha fatto rimpianto così. Ok. E sono un'azienda biologica 100%, così lavoriamo con nostre uve, ecco, solo sono produzioni basse, ma circa facciamo 130.000 bottiglie. Ok. Allora, parlando di Bird in generale, quando ovviamente voi viaggiate, andare fuori dalla zona per promuovere i vostri vini, quando si conosce qualcuno che non ha mai visto, non è mai visitato Bird, come si descrive la zona? Come si dice? Poi qualsiasi persona, voglio sentire di tutti e due di voi, però come si presenta Bird come un posto delle persone che non sono mai stati qui? Ecco, adesso è molto diverso, ma quando ho iniziato a viaggiare fuori e anche esportato, allora estero, questo non era facile. Più che vai qualche volta, io ricordo era a Verona, Vinitaly, ecco, ero in albergo al lago di Garda e mi dice la signora: ma come tu sei qua, fai fiera, come non è bombardamento da voi, no? Perché Slovenia, Slavonia, che era loro guardavano così la geografia per tanti, quelli che venivano diciamo dell'ex Jugoslavia, non si sa. E quando sono venuto io ho detto: guarda, ma io sono un'ora di Venezia, ecco. O dopo che già conoscevano Friuli, noi siamo un confine di Collio, Friuli, ecco. E così era inizio. Dopo, nell'anni, sicuramente un paio di produttori, sicuramente devo dire uno che era a fianco a me, che ha iniziato creativo, era anche Ales Cristanci, Movia. Pensiamo che siamo primi come privati, perché era anche est, parte della Slovenia, tanti produttori, ma quelli lì non erano molto più quella volta forti in mercato intero, diciamo, della Slovenia. Questi vini erano anche in Lubiana e tutto, erano molto popolari nell'inizio 90. Allora loro si non impegnano tanto per fare export, invece qua come vivi sul confine, vedi tu i colleghi che già esportavano vini soprattutto in Europa, quella volta in Germania, Austria, nei mercati diciamo vicini, che erano mercati abbastanza belli per vino, ecco, era sempre, questi vini avevano un valore, era clima anche diversa, si cercano vini un po' più potenti, anche bianchi, anche rossi, che loro non avevano, no? Ok. Allora siamo iniziati lì e ecco così, e dopo piano piano. Io oggi ho detto, magari non tutti, Slovenia è piccola, Brda è anche
sono 2000 ettari, Ok. un po' più grande come Coglio Goriziano, penso qua 2000 ettari, lì è 1800-1700 ettari, Coglio Goriziano parlo. E siamo riusciti, diciamo, a promuovere adesso un mondo di vino, quelli che sono in wine industry, industria di vino, la gastronomia, sommelier, ristoranti, ecco, dopo non era poco di lavoro, ma oggi conoscono, non siamo la massa, ma per la qualità sicuramente si conosce. Più facile adesso. Sì, È sempre sicuramente. collegato Per con tutti questi... i nuovi, Sì. quelli che entrano adesso, dicono Slovenia, Barda, Ok. è già posizionata nelle mappe, Ok. soprattutto nel mercati dove c'è cultura di cultura di vino. vino. Sì. Sì, esatto. E per te, come Mattias, come quando vai in giro, come si descrive Burda delle persone che non sono mai stati qua? Dipende dove vai, no? Ah, ok. È diverso se vai in Italia o se vai magari Ma in Cina oppure Australia, no? Perché a volte quando dici siamo vicini al Coglio tutto capisce. Alcuni paesi in Italia adesso basta che dici che sono di Berda, sì, ma ti dicono da dove di Berda. Ti chiedono ok. già le cose specifiche. Perché, sì, perché Allora c'è già una conoscenza di quale parte di Burda si viene. Questo è già un grandissimo progresso. In Italia no? sì, soprattutto nel settore del vino, Ok. dei professionisti del vino, magari gente normale, un po' meno, come dire, capisce un po' meno della zona. Allora una però persona che sì. non sa tanto di vino, una persona che, non so, un americano che è andato di un evento dove stai presentando i tuoi vini insieme con vini francesi, vini americani, come si descrive una persona che è completamente ignorante della zona? Come si descrive Burda? Di solito si parte da Venezia. Si parte dalla Slovenia, Venezia. anche Sì, Slovenia. Sì. Slovenia dove è situata, e poi punto di vista geografico, perché alcune volte gente non sa neanche collocare dove è Slovenia, scambiano con la Slovacchia. Americani Può anche che non sanno capitare. niente della geografia. Sì, ma quando dici west della Slovenia, no? Ok. Nel confine west della Ma anche in Slovenia, quel- sì. Nord Italia, no? Noi Nord siamo- Italia, ok. Sì, Nord Italia, e dopo quando dici, non so, Venezia, non so, Nord Italia, Esatto. Verona, mettono tutto lì, Tutto confine con la ok. Slovenia, Quella dopo, zona lì. tramite il mare Adriatico, Alpi Giuliani, no? Bene. E questa, così io presento sempre anche, Ok. ho le mappe, noi siamo nel mezzo del nord, guardiamo l'Alpi, Ok. veramente che oggi vedi belle montagne di neve, Assolutamente. e qua da Berda veramente vedi Alpi e vedi anche il mare Adriatico, vedi Ok. tutto, vedi, non so, Golfo di Trieste, tutto grado No, questo è di vino, importante. Sistiana, veramente siamo 22 chilometri dell'area diretta del mare e 40 chilometri delle Alpi Giuliane, che sono montagne di 2300 metri, che è quasi neve tutto l'anno, no? E questo è una cosa anche molto interessante, perché anche grazie a questo microclima di questo possiamo avere questi risultati, e quando mettiamo ancora alla terra qua questi sedimenti di mare che qua sappiamo milioni di anni dietro, Sì. Questo è stato sotto il mare. sì, questo era mare, per questo qua abbiamo l'Opoca, no? Sì, Una esatto. ponca in italiano, la marna, come vogliamo dire, sono tutto sedimenti di mare. Questa Ok. zona è ricca veramente per questo qua mangi anche una ciliegia, una pesca, parliamo ogni cosa, ogni frutto ha un diverso gusto, come per in questo Valle del Vepaco suolo. o nell'altra zona, o anche nella pianura qua nell'Isonzo. Mi capite? È veramente dà una caratteristica, no? Non è sempre facile, ecco, questo piogge di 2 giorni, adesso si vede cosa succede quando sei in questo clima, anche certi grandine. Dopo mettere un vigneto qua a posto, terrassamenti, drenaggi,
sono spese enormi. Anche lavorare qua in queste colline sono costi non doppio, triplo per lavorare come nella pianura, no? Anche tutto molto manuale. Tutti i macchinari devono essere specializzati, fatti per questo sempre dove è grande vino, per me, come conosco tutte grandi zone del vino, parliamo della Borgogna, Alsace, Piemonte, non so, vogliamo Valtellina, in Italia, dove veramente è limitato, dove qualità veramente oltre, non è facile, non sono le pianure o in Spagna, vento, 3 trattamenti, basta che acqua, concimi, produzioni, Esatto. 200 quintali, ecco questo non c'è, ma per questo si vede che qua era vino, perché abbiamo una storia, Bardà, ecco, io veramente siamo andati in una ricerca anche qua come consorzio, come tutto, adesso pubblichiamo anche quella prima classifica, che classifica del vigneti qua più vecchia come in Borgogna, in Bordeaux. Ok. 1786 era già classifica per tutta la contea di Gorizia Gradisca, che è tutta la parte di Collio orientale, anche una parte di Aquileia, Isonzo, anche una valle del Vipaco. Questo è stato quello famoso classificazione, classificazione, della cos'era la principessa della Maria Teresa, della regina bravo. Maria Teresa. Maria Teresa, sì, esatto. Questo ti dice che già non nasce viticoltura lì, che era già una viticoltura che si sa dove è meglio qualità, perché soprattutto questa classificazione era per dazi nel miglior queste colline, che anche diciamo Zerovo sopra, Zerovo, mi capisci, è solo metà di un paese di collina era dentro prima classe, altro è sul secondo, terzo, era fino al 10º categoria. E lì erano anche tasse dove c'è la più qualità, che era prezzo di vino, di uva assolutamente più alto, erano tasse più alte. Sono partiti tutti. Ieri ero io in una masterclass di Chateau d'Yquem, che è venuto proprio CEO qua a Capriva con Marco Simonit. Mi ha spiegato che anche lì la classificazione, che era 1850 qualcosa, è rimasta proprio per le dazi, per dove migliore era più alto, ma anche i dazi erano più alti, no? Che si sapeva dove la qualità, dove è richiesta, dove prendono prezzo meglio per vino, no? Ecco, quello che è interessante, no, che questo era fatto da Maria Teresia da Vienna, no? Questa classifica? Sì, praticamente era una zonazione di 8 zone, e nella prima zona sono tutti i villaggi di Berda, no? C'è anche San Floriano, Berda e Collio. E Collio, sì, Berda e Collio, non c'è nessun altro, solo Berda e Collio. Wow. C'è anche la Giasbana sopra, c'è il San Floriano, c'è la Montequarin sulla prima, ma è tutto nel Berda, perché mappa, io ce l'ho anche le mappe, che era una ricerca dei terreni che è stata fatta nel 1927 di famoso geologo di Gorizia, come la Caulani, ma esiste, io ho la copia che questo è un istituto dove era profondo per tutto, che si vede che divide dal Iudrio, da dove si divide con Colli Orientali, e qua Isonzo, sotto la Zegla, diciamo, dopo è la pianura, e qua sopra è la montagna, diciamo, è Sabotino e la Corrada, dove qua fino a 450 metri massimo sono ultime vigne, no? Adesso un esperimento di Yerman che è piantato sul 600 metri, ma vediamo, ma anche adesso un po' cambiamento climatico, anche lui ha investito tanto, perché quasi roccia per mettere
insieme, trovare la terra, mischiare, lavora già penso 8 anni o Ok. 10 per fare questo. Guarda, siamo tutti, non vediamo ora a vedere la uva, assaggiare vini, perché nella 600 metri qua non era produzione mai. Parliamo Vishnevik, che sopra il Vishnevik e Krasno sono ultime, o Gognace, dove è molto un po' sopra, dove ha l'azienda adesso Mattias, Mattias, ok. è lì è lì il limite, no? Per questo, guarda, hanno questo, e quando guardi questa mappa vedi proprio che sul 150, sul 300 metri, vedi proprio il Mare Nero che anche ti dimostra i terreni. Dopo vedi in mezzo di queste colline che sono come tramite Medana e Biliana, Vipoce e Valata, tramite Cosana e Koisko e Valata, come qua tramite Dobrovo e il Hrušov, Višnja, quella Valata qua, dove Valata lì è argilla, si vede proprio, ok, sì, va come è piano, vedi cambia la struttura di terreno, dopo come vai sulle colline cambiano diverse marne che ecco, c'è tutto questo, parliamo di Sandstone, Ovviamente tu, limestone. essendo più alto, ovviamente quando e correggimi se sbaglio, uno di voi due, più alto che vai, più pura diventa la ponca, no? Perché si trova più roccia, perché ovviamente il suolo viene consumato, viene portato verso il basso. C'è meno argilla, C'è meno argilla, c'è più ponca. roccia, A più... volte, sì, a volte bisogna essere attenti a lavorare bene i terreni, prepararli, anche perché noi, essendo una zona con poca, non dico poca precipitazione, acqua ce n'è, però non è mai dispersa nei momenti magari giusti, quando servirebbe, non abbiamo possibilità perlomeno adesso di irrigazione. Bisogna che siamo molto attenti come si prepara i terreni e, così Porto Inesti, tutto come si allora, gestisce la vite, la vigna. Anche per questa cosa che mi dici, no? Più in alto che vai, un po' più terreno roccioso. Anche per questa è una delle ragioni perché la ribolla gialla, non tutte varietà che... si è piantata spesso in queste zone più rocciose, no? Praticamente oltre il 50% delle ribolle è prodotto in zone alte, sia del Verde del Coglio, no? Perché È diverso è un il po' Tokai dipendente. friulano, Sì. no? Parliamo Sauvignon Verde adesso, Sauvignonazzo, friulano, sì. ecco, che è una seconda autoctona qua, invece lì serve un misto, un po' di argilla, un po' di... anche Pinot Grigio, o metti lì nell'alta collina, sulla roccia, Pinot Grigio viene bruciato, non ha niente. Per questo abbiamo in Barda, e anche vecchi, perché io ho tanti vigneti vecchi che ha piantato anche mio nonno, anche mio papà, ecco, sono piantati giusto, si sa dove ribola, anche le esposizioni, ogni collina ha 4 esposizioni, anche come viene sole, non è sempre ribola, può anche Merlot, può essere sposata anche sud, ovest, west, invece un Chardonnay, un Pinot Nero, un Sauvignon non ama pomeriggio caldo, sole, più zona est, nord-est, ecco, dove viene ombra, perché dietro la collina, come va, si gira il sole, viene... Ecco, tutto questo a Porto Inesti, ecco, prepara come era preparato il vigneto, e soprattutto dove trovi quelle rocce devi lavorare, soprattutto quando lavori biologico, tanta sostanza organica, per questo devi avere compost, letame, dare, seminare le erbe sovescio. Ok. È un lavoro solo quando riesci in queste vigne fare bene, e anche qualità è diversa. No? Sono anche vini non piatti, sono vibranti, sono vivi, sono elettrici, proprio quelli vini che oggi in mercato altissimo, al mercato di conoscer, Il connoisseur, sì, esatto, di di quelli che persone che conoscono, che capiscono il capiscono, che vino. sono già assaggiati un po' di vini, tutto, Sì. che hanno quello lì, cercano, è sempre meno la produzione, perché è più difficile e costosa in questi posti fare,
ecco anche le clime di certe parti e tutto, sono vini. Io per questo vedo un futuro qua, per questo vale combattere e investire sempre con tante fatiche. È solo una cosa, o non riusciamo noi dopo piazzare questo vino nei mercati giusti dove il mercato capisce questa qualità e dopo che anche paga, perché al fine è Sì. questo ciclo, e niente, no? Perché qua Sei mischiare d'accordo con questo, Mattias? Beh, certo che sì. Il nostro problema, come Marian già accennato, era magari un po' la provenienza, che la gente non ci conosceva. Prima magari eravamo parte di Jugoslavia e tuttora spesso nelle carte dei vini ci danno come Est Europa. Noi siamo più centrali di Yeah. Austria, per dire, Infatti. o più di tanti paesi europei, e siamo proprio il centro transito dell'Europa. E abbiamo vigneti storici dai tempi dei Romani e tanta storia dietro. Abbiamo avuto in passato solo problema di conoscenza della zona, delle persone. E che cos'è di questo? E questo potrebbe essere anche per tutti e due voi. Vedo che c'è qui tantissima concentrazione sulla ribolla gialla, ribolla, no? E che cos'è questa simbiosi tra la ponca e ribolla gialla che è così tanto importante qua? E questo si vede che sono come tante uve autoctone, sono nate per queste condizioni, come la terra, come la clima, e normalmente queste varietà si non spostano. Io ho assaggiato anche la ribolla gialla in Napa Valley, anche in Toscana, ma non serve andare così lontano. Già assaggi ribolla gialla qua nel pianura o nell'Isonzo, anche nel pianura qua, qua sul Preval, diciamo che è proprio 2 chilometri da me. Viene grappolo completamente diverso, mai non viene gialla, viene verde, assaggi, non sa di niente, produce, ma non sa se non matura neanche. Ecco, per ribolla serve il terreno povero. Deve essere sul portanesto giusto, dove radici vanno dentro, non largo, per questo parliamo almeno Kober o anche il Richter, Monticola, e quelli portanesti che vanno dentro dopo anni. Che piacciono andare in profondità. Che cercano, che vanno a cercare l'umidità. E non deve essere l'inizio, devi avere un po' sicuramente di sostanza organica che crei, che dopo anche la ponca, quando è roccia, dopo 2 anni che fuori con le piogge sole si diventa terra, dopo o tu porti un po' della sostanza organica, dopo cresce la erba, si crea nella parte sopra un po' della terra, diciamo, molto più ricca dell'organico, ma invece dove pesca l'acqua e ribolla è dentro, per questo non serve tanto. Più metri che va dentro, pensi più che questo terreno drenaggia, ogni pioggia drenaggia va dentro e lava questa opoca, no? Questo terreno. Più metri che lava questo, più ricca, per questo è una vigna vecchia, ha molto più mineralità perché ha radici più dentro. E più metri passa, più questa acqua è ricca, perché non prende radice, non prende della pietra, della terreno, è tutto tramite l'acqua. Certo. E questo dà per me ribolla, e dopo anche grappolo non viene così grande, perché anche sono selezioni marsali, non so, un paio di cloni, ed insomma io ho provato diverse, e più quello che fa differenza del grappolo è come il terreno, perché stesso magari marsala, stessa selezione o stesso clone, tu vieni in una parte dove la banca, che è un po' più di terra, già nella terra un po' più argilosa, più terra ricca, cambia grappolo così, stessa pianta, ma anche quando assaggi la uva è diversa. Per questo per me ribolla, anche per tutta la Berda, si sa dove, nelle colline dove ribolla, ma sicuramente la parte Berda, anche il San Floriano,
Rutar sopra, sono queste zone dove, queste colline dove viene buona ribolla. Ok. E tu hai vigneti fino a 300 metri, hai detto? Sì, anche oltre, no? Ma per me la ribolla è legata alla Ponca e con Ponca ovviamente è legata alla collina. Ok. Anche per una di queste zone, anni fa, Marian, io e tanti produttori abbiamo fatto un masterclass, un evento a più di un tema di anno, sì, ribolla. a tema. Sì, no, siamo partiti nel 2017, quando praticamente si è cominciato un po' la moda della ribolla, no? Anche un po' prima. E si è cominciato a piantare tanta ribolla dove non ci sta la ribolla in pianura. E abbiamo voluto un po' spiegare che ribolla dipendente dalla Ponca, la ribolla dipendente Una dalla relazione contigna. codipendente. Sì, abbiamo fatto sta masterclass invitando i press, i media di tutto il mondo proprio per spiegare la versatilità e le facce della ribolla e la dipendenza della ribolla dalla collina, no? Sì, siamo dimostrati anche tutte le ricerche del terreni, spiegati bene come diversi anni, come il clima, le piogge e tutto questo, fatti degustazioni verticali con diversi Master of Wine che erano qua seguiti e portato certi risultati. Adesso soprattutto quelli che hanno, dopo sono usciti un sacco di articoli di questo anche, siamo dimostrati veramente cosa è ribolla, perché era solo ribolla, era tema ribolla e ogni anno siamo andati in un profilo di un tema molto più in profondo. Ok. E dopo tanti anni, quando tutto adesso guardano tanti diverso, soprattutto questo che segua è sa di ribolla, perché anche ribolla dopo, come uva autoctona, si può anche come vinifichi, puoi fare diverso tipo di vino, per questo, per la sua semplicità, che è semplice, come tutte uve autoctone sono normalmente semplici, non sono come uve dove sono internazionali, che sono fatti dopo cloni, sempre molto per la qualità, creati di grappoli per più estratto, zucchero e tutto. Su queste varietà, diciamo, piccole che nessuno non investa, perché barbatelle se non vendono a milioni di pezzi all'anno, allora nessuno non va a investire. Certo. Al massimo sono queste selezioni marsali delle certi vigneti. Ecco, anche io faccio la mia, diciamo, selezione del vecchio vigneto che ha più di 70 anni, insieme con il professore Giovanni Bigot, siamo selezionati diversi anni, che così non ha nessuna malattia verosa nelle piante. Adesso prendiamo legno quando serve per noi e prendiamo, diciamo, dei cepi, nuove piante, sì. Sì, ecco, Ok. per nuove piante, ma soprattutto ribolla, ecco, come ho parlato prima, che dopo Mattias anche dice che lui fa anche, io non faccio anche spumantisare o metodo classico, è un po' tutto, ma anche come diciamo un classico, un vino fresco che è molto bello, e questo dove vedo anche il futuro, soprattutto con questo cambiamento climatico. Ribolla è una varietà che non disturba anche le temperature, il caldo, non abbiamo 14 di alcol, ecco, si vendemmia sempre il tardivo, anche le vendemmie quando iniziano agosto per le Chardonnay, Pinot Bianco, non so, Sauvignon, Ribolla va verso settembre o no, anche fino a metà ottobre. Io diverse volte metà ottobre per questo, e questo vedo un futuro. Vengono vini vivi con una bella freschezza, acidità, con 12 e mezzo. Quando fai 13, qualcosa di più, devi veramente già avere una vendemmia tardiva. E questo sono adesso le tendenze, che non sono tanti vini generale in mondo, soprattutto nelle zone, magari adesso iniziano qualche nuove zone, ma fino dove si produce non è facile fare vino maturo, non vino verde che vai a vendemmiare, che guardi il numero di zucchero e di acidità. Qua viene
maturazione fenolica anche Certo. ha queste caratteristiche. Voi fate diversi diversi tipi di ribolla gialla, o Ma fate con solo una versione? Mathias penso facciamo molto simile. Io faccio No, ma tre diverse non sto ribolle. parlando di produttore e produttore, sto parlando come produttore. Tu fai un ribolla fresco, un ribolla Sì. macerato, un ribolla barricato, hai diversi tipi di Sì, ribolla sì, che sì, fate sì, come sì. azienda. Sì, sì. Sì? Tutti e Sì, due, entrambi. ecco. Sì? E anche in Verda è così, è È giusto. così. Hai ribolla che ti offre per fare un vino facile, Ok. estivo, aperitivo, non so, una cosa leggera che non devi fare spritz. Ok. Ecco, veramente un vino molto interessante, soprattutto per mangiare leggero, inizia pesce, dopo si riesce con sicuramente una qualità, anche una produzione più bassa, a fare anche un vino che matura Più in importante. legno con un po' di macerazione, magari con diversi tipi dove sono E già tutti fenoli. lo fanno questo gioco qua, più o meno? Più o meno, Sì. Non sì. proprio tutti, però tanti. Tanti, Ok. sì. E tu volevi Però- dire, scusa No, Mattias? quello che abbiamo riscontrato anche dal feedback dai giornalisti internazionali, che non conoscevano tutte le espressioni della ribolla, che spesso la ribolla nel mondo l'hanno portata, la faccia delle ribolle l'hanno portata i produttori di Jugoslavia, e perciò Allora, super macerato. era quella l'immagine della ribolla nel mondo. È vero. Però c'è altro, no? Per Certo. dire, la gran massa della ribolla ha altre espressioni, no? Certo. Cioè, questo è un plus o un handicap per voi come produttori? Cosa pensi? Ma Perché noi- anch'io no- spesso quando penso di ribolla penso di noi Jugoslavia. parliamo sempre di diversità, perciò secondo me avere diversità non è una cattiva cosa. È vero che perdi magari un po' come dire, di entratura del mercato, no? Perché non hai solo uno stile, un'etichetta, un vino, hai più stili, no? Però la diversità, secondo me, soprattutto quando è fatta bene, è un plus. Ok. Allora io faccio un esperimento. Io faccio un tipo di mago, un tipo di genie della bottiglia che viene fuori e cambio tutti i viti in borda da ribolla gialla di un altro vitigno. Cosa devo fare? Che vitigno? Allora, se dovete proprio rinunciare ribolla gialla e fai un altro vino bianco o rosso, dai, diciamo tutti e due, cosa sceglieresti come nuovo vino, come vitigno? Ma Perché abbiamo parlato fino adesso di solo ribolla gialla e allora voglio parlare di quello. a me viene da ridere adesso, perché risponderei con la frase di Szczurek, la mitica frase di Stojan, Cioè? che ha detto no, lui ha detto che certe zone del mondo sono conosciute, magari il Sauvignon nel New Zealand, Chardonnay in Borgogna, oppure O sì. California, o quello che California, c'è, sì, il Merlot, ovviamente Cabernet, Bordeaux, Cabernet, in Napa Valley, Napa Valley. certo. invece cosa da noi? Da noi viene bene tutto. Da noi viene bene tutto. Perciò è difficile rispondere, sì, perché sono poche zone dove veramente c'è una così grande diversità di varietà nel mondo, e che vengono bene, no? Bene. Ovviamente ok. siamo molto legati alla ribolla, però con la ribolla è anche vero che è difficile confrontarla con un Chardonnay, con un Montrachet della Sì, Borgogna, certo. perché ha altre caratteristiche. Ma secondo me voi siete intelligenti perché sta puntando su questo autoctono che definisce, qualcuno mi ha detto, non vogliamo fare Chardonnay perché ovviamente se fai Chardonnay si pensa forse prima di Francia e dopo si pensa di California forse e forse si pensa di Italia, però non viene in mente Slovenia o Borda. Però quando si parla di ribolla gialla, di ribolla, si pensa praticamente prima, forse di Jugoslavia, come hai detto te, però torna sempre qui. Però la sfida sarebbe, se tu, ok, faccio individualmente, tu Mattia, domani non si può fare più ribolla, cosa fai invece?
Come rispondi di questa crisi? Noi abbiamo solo 3 varietà bianche. Ok, Sono Ribolla, Malvasia e Pinot Grigio. Ok, Punterei più sulla Malvasia. sulla Malvasia? Sì. Ok. E tu, Marian, se tu non puoi fare più Ribolla? Anche detto solo come Tokai, diciamo che ho più vecchia vigna che ho io, Ribolla più di 78 anni, o quasi 3, ho più vecchia ho che quasi 100 anni, 97, 29 ho Tokai, no? Ok, Friulano. ok. Ma voglio dire, prima della Trent, ecco, già successo che detto tutto positivo, anche di quelli di sicuramente vini macerati, che sicuramente dobbiamo dire Pionier Joschko, Grauner, Radicon, che sono fatti soprattutto nel mercati internazionali come America, Giappone, dappertutto, perché è diventato quello skin contact wine con vini bianchi con macerazione, parlano Georgia, ma Georgia non conosceva nessuno. Ok. Tutto conoscevano Verda, questi produttori qua, Certo. è diventato, questo dicono tutti, lì è veramente la storia che facevano, non so, quanti 100 anni in Georgia, in Anfore, Sì, sì. ma che io facevo qualche ribola sempre dal 2002, penso, con macerazioni e come il uova, cemento, botti, fatto tutto, anche io, soprattutto quando sei giovane vuoi provare tutto, Sperimentare, mai no? non sono andato con tutta la produzione, ma una parte, guarda, siamo fatti, penso anche Mattias, siamo fatti tutti quello che è giusto. Dopo la maggioranza di produzione devi seguire anche i tuoi clienti, i mercati e tutto, perché al fine dobbiamo vendere dopo anche tu quello che ti anche piace. Io tanto si sento magari dietro i miei vini anche mio magari carattere, i vini sono, non so, precisi, perché io mi piace essere tutto preciso come in vigna, in cantina, sono vini molto puliti, ma questo è un stile, perché ogni produttore magari ha un suo stile, e questo è bello, perché noi siamo artigianali, non siamo le grosse produzioni, così sappiamo quasi per tutta la pianta, tutta la uva, ogni vinificazione siamo veramente noi dentro, e siamo vivi con questo, no? Allora, se dovevo definire i tuoi vini con una parola, diciamo, la tua parola sarebbe precisi? Sì, Sì. precisi, eleganti, vini naturali ma molto precisi, molto Ok. eleganti. Molto... E io stavo cercando una parola. Precisi? No? Eleganti? Scegli una. Mattias, la tua cosa sarebbe? Una parola che descrive i tuoi vini. Minerali, forse. Cosa? Minerali. Minerali. Ok, questa è proprio una cosa importante. Quando sapidi, sì, ma tutto questi... Si sente su questa ribolla, Sì, la tua, si sente subito quella sapidità. Ecco, prima non Poco. prima non è detto mode, no? Come era quando ho detto che siamo noi, quando 17 era veramente moda, soprattutto anche il mercato italiano, qua. Ribola. E cosa succede quando sono così? Era già negli anni 70 anche qua, non magari nei mercati così, ma quando era Zlata Rebula, quando era ancora Tito va Rebula. E cosa succede? Dopo, quando una cosa viaggia, il mercato chiede, va tutto, si allargano le produzioni, e dopo l'anni si perde la qualità. maggior parte di quelle mode estreme si perde la qualità. Lo stesso è successo con Ribolla, non da noi, di produttori qua, che sappiamo, io non ho fatto secondo me da noi si è alzata la qualità, però sì. C'è tanta più Ribolla in giro che magari non è all'altezza, no? No. Sì, perché si è piantato nelle pianure, nelle pianure si è piantato per fare produzione solo per usare le carte, mi capisci? Ok. Le carte che ha dimostrato che Ribolla dopo fare, e dopo vedi, io viaggio, non so, anche in autostrada in Italia, vai in autogrill e vedi le scaffali delle bottiglie di prezzi che sicuramente stracciati, e tutto questo dopo porta che no, Ribolla, sai, non è buona. Allora prende la varietà un po' dopo un tot di anni, quando non quelli giusti, ma la massa esce nel mercato con non qualità,
e dopo un mercato, parlo un mercato medio, non un mercato di conoscere, ecco così, dopo sceglie un'altra varietà, così dopo viaggia a un'altra zona, dopo Ok. viaggia a un tipo Diventa di una vino, ecco. moda Per praticamente, questo sì. mode sono tante volte anche portano risultati corti. Noi dobbiamo essere un po' tradizionalisti, sapere fare cosa si veramente può fare bene e lì studiare, perché fare bene anche nella vigna sono anni di lavoro, di studio, di pensare, e fai una volta all'anno hai la vendemmia e devi fare pochi passi per creare in più e così riesci a avere, ecco, questo. Un produttore penso che pensa a qualità, va a questo. Quello che pensa alla produzione diversa e che Ok. guarda solo momenti positivi economici, magari non guarda come me, no? Certo. Noi parliamo adesso del vino veramente di territorio, vino di qualità. E cosa parliamo di la futuro un po' di Bird, andando nel futuro. Cosa vedete? Cosa vedrete nel futuro? Diciamo 10, 20, 30 anni in futuro. Cosa pensate che succede con Bird, con Ribolla, con altri vitigni? Cosa vedrete? Che direzione andate qui in Bird? Secondo me è difficile prevedere, no, l'andamento, anche perché siamo molto... il mondo cambia molto, abbiamo Ok. visto una guerra, un'altra cosa, un dazio qua e là, cambia, stravolge il mercato. E noi come produzione possiamo fare il nostro meglio, però non è che possiamo correre dietro alle tendenze del mercato. Bravo. Facciamo sempre il nostro meglio con le nostre, con le nostre varietà che abbiamo, e non è che se domani va a moda, non so, un Traminer lo piantiamo, no? Ok. Ovviamente sappiamo che la ribolla non andrà sempre di moda come va, perciò magari è meglio avere anche due varietà altre, però sulla nostra zona penso che sempre focus sui bianchi come era sempre, anche se è una zona secondo me un po' sottovalutata, underrated per i vini rossi, perché Ok. anche in zona si possono fare dei bei C'è, vini c'è, rossi c'è che autoctoni rossi qua? no, Perché poca avete roba, sì. Merlot? Ma no, c'è quella Pocalza, Ah dicono sì, ribolla nera, ma ribolla nera e schiopettino. sì, è questo, ma c'è poco. Dopo per me più tipico vino rosso qua è Merlot, che ha anche la Come Collio. storia, sì, e dopo è venuto anche Cabernet Franc, un po' di Cabernet Sauvignon, c'è Pinot Nero, ecco, che dopo posso dire anche un mio amore, ma è una varietà molto, diciamo, difficile, ma difficile. sempre la Pinot Nero. sfida, sì. Giochi anche tu con Pinot Nero, Mattias? Beh, noi l'abbiamo sempre adoperato per base spumante, Oh, ok, però ok. negli ultimi 2 anni abbiamo fatto 2 vigneti a base vino che non sono ancora in produzione, però. Ah, ok. Perciò una sfida del futuro per me, Allora praticamente piantata, sì. la strada è sempre ribolla di qualità, no? Personalità, sviluppare un po' un profilo diciamo unico per Birda che parla dei vini che vengono fatti qua. Ma io non parlerei Non Pinot Grigio, solo della ribolla, io parlerei dei vini territoriali, Vini territoriali. perché secondo me tutti i nostri vini marcano molto del terreno, no? Marcano magari meno delle varietà nelle altre zone che del terreno che è molto forte, secondo me, dovuto combinato con il clima nella nostra zona, secondo me è una marcia in più che hanno i vini del Berda e anche Ok. del Collio. E descrivetemi una festa qui a Birda, cosa mangiate e cosa bevete, potrebbe essere ribolla, potrebbe essere altri vini, ma quando si pensa di un'occasione qui, piatti locali o piatti sopravapprezzati, non so, un compleanno, una festa, qualcosa, cosa si mangia locale a Birda insieme con quali vini? Descrivimi una bella cena di Birda. Dipende del periodo, ecco così, ma iniziamo qua un salame buono fatto, diciamo ancora artigianale Io ho a mangiato casa, delle salame qui o veramente buono. anche prosciutto, abbiamo anche un paio di bravi
così si riesce anche a comprare, non tanto, ma abbiamo un paio di prosciuttifici o quelli che hanno come Belizza, Cleaners, che hanno anche agriturismi Ok. o ristoranti. Ecco, questo a Qualche qualsiasi cosa è sempre. Dopo, non so, quando andiamo verso adesso, dopo dicembre, si iniziano anche un crottichino, Ok. diciamo tutte le cose salsicce. Invece qua un polenta, anche una cosa polenta bianca, tipico. Dopo c'è in primavera tante verdure, c'è anche pesce, dopo c'è Anche così tanto lontano dal mare, non ma siamo proprio non siamo proprio lontani. lontanissimo, Guarda, a Medana, mio paese, sono 3-4 ristoranti che sono che sono specializzati famosissimi per di pesce, è pesce. Ecco. vero, è vero, Sono è miei vero. cugini, ecco, 3. E così veramente viene fresco. Per questo si mangia questo. Dopo anche, possiamo dire, qua la frittata, sì, no? frittata, La iota, la no? iota. Ok, anche Dopo qua la anche iota. maiale, no, quello selvatico, Il cinghiale, cinghiale. Qua sono tanti cinghiali, anche qua abbiamo tipo di così, sì, spezzettino di di spezzettino di cinghiale, ok. cinghiale. E per te, Mattia, non so, E beh, una Marian cena, già Hai c'è detto detto qualcosa tante da cose. aggiungere? Non lo so. Baccalà magari. Sì, baccalà si fa Baccalà, solo ok. nei periodi festivi, no? Ah, Sì, ok. perché mia mamma, sai, è quando era post, cosa Sì, quando non si mangia si non carne. mangia carne, ecco. Ma baccalà così nel bianco, so che quando anche nonna, mia mamma, primi 2 giorni un odore molto forte che mi fa schifo, dopo è molto, molto buonona. E adesso mi piace che vedo qualche osteria anche di Kleenex, quello adesso nuovo, lì in certi posti fanno di nuovo questi, diciamo, questi ricetti e che offrono queste vecchie, diciamo, è ricca qua, dobbiamo anche questo dire, qua guarda, perché siamo stati tanto come goulash, anche con, non siamo detti tipo brodo, è molto qua domenica o feste, Sì, sempre brodo di brodo, manzo. Ah, tutta ok. la Slovenia si mangia il Sì, brodo. No? Brodo di... Ah, sì, sì? ma Sì. questo sicuramente è Ah, venuto diciamo dell'Austria, non è cultura esatto. italiana mediterranea. Goulash, ecco, sono tutte quello di Knedel, no? Questo dell'Austria. Dopo abbiamo anche quei 40 anni, 45 anni di Jugoslavia, anche grill, cevapcici, Ah, ok. rajbici, non so, griglie, dopo, non so, le Ivar, che è il peperone, ecco. Siamo presi un po' tutto. Dopo abbiamo cultura anche italiana, sicuramente di pasta, di riso, ecco, la caffè, diciamo, certi dolci. Per questo veramente il misto. Cose buone sono rimaste degli austriaci, del Balcano, anche dell'Italia. Per questo per me è molto ricca, diciamo, la cucina. Ma Ah, diciamo ok. che la parte centrale della Slovenia è sicuramente più legata a una cucina continentale, Ok. un po' più pesante, con la carne, salsicce. Invece la parte nostra comunque è comunque un po' più leggera, magari, Ok. un po' più vicina all'italiano. Italiano, sì, Ok. Mediterraneo, anche tante verdure, Sì. soprattutto Come l'hai detto stare a prima, pasta, sì. siamo più o meno sulla confine Sì, di sì, Mediterraneo sì, e Sì. Alpina, no? Alpino. Siamo un po' più su quello. Kranjska klobasa, per esempio, è un E qua, piatto sloveno, però ma in qua zona non si se mangia non tanto, mangia. no? Sì. Ripeti? Kranjska klobasa è una Ah, salsiccia ok. registrata nel patente Ah, sloveno ok. con la potica, che sono due piatti registrati, però nella nostra zona si mangia poco o niente, no? Ah, ok. E allora non è proprio di Sì. questa zona. Allora voglio chiedere una cosa di ognuno di voi, però devi parlare dell'altra. Allora, comincio con Mattia. C'è un vino o qualche cosa dei vini o dell'azienda di Marian che tu apprezzi tantissimo? Voglio sentire la tua, qualcosa che tu ammira dell'azienda o dei vini di Marian, e faccio la stessa domanda anche a te per Mattias. Beh, potrei dire che
Amiro, stimo quasi tutto, perché Mario è comunque uno dei personaggi leader della Slovenia, ha fatto negli ultimi anni grandi passi e magari quella cosa che apprezzo di più è la continuità, qualità che fa negli anni, lo sviluppo e soprattutto la collaborazione che ha cercato e continuato a fare con i produttori della zona. E tu, Marian, cosa apprezzi, cosa ammira di Mattias? Ma ecco, anche come hai detto che non è, è giovane, molto... Già oltre 50. Sì, ecco, no, ma non detto così come giovane come l'azienda, tu hai fatto tanto sicuramente, ti ho aiutato anche a te in inizio, magari famiglia, che erano altre cose come attività. Io sono nato sotto le vigne, anche adesso tua moglie, è tutto sempre sempre siamo stati collaborati, anche andiamo insieme a certi mercati, è tutto un'azienda che ha la sua strada, che ha trovato anche un suo stile di vino che mi piace, non è solo diciamo un vino, che anche lui non cambia da oggi e domani, ognuno fa qualche prova e anche è fatto qualche magari sbaglio che adesso non vuoi magari fare, è successo anche a me, ma questo è una cosa normale, che soprattutto quando fai piccole prove, ecco, così, ma in generale sono anche vini, come detto, puliti, minerali, ecco, che hanno pronta a bere anche una longevità, e questo sono caratteristiche di grandi vini, e soprattutto pulizia e il stile, come detto, che continui, no? Che fai grande salti, e deve essere anche perché le nostre vigne sono nell'aperto, siamo tutto possiamo fare bravo, qualche volta viene la natura che ti dimostra che è più forte come noi, e lì devi sapere quella volta anche selezionare anche le uve, anche io so certi miglior vini, anche scatola salto annata, e tenere questo, posso dire, con Mattias è uno di questi che ha rispetto, e penso portano, sono risultati che sicuramente non sono da oggi e domani, ma a lungo prezza anche un consumatore, che è sempre noi possiamo avere anche io ho veramente tante belle critiche del più importanti critici al mondo da diversi anni, ma la critica più importante è quella di tuoi consumatori, che continuano a prendere il vino, che dopo sono contenti, che ti dicono che anche ho migliorato, o tenevi lo stile, che non prende questi messaggi che vengono fuori del mercato, e soprattutto come io, anche lui, siamo due aziende che esportiamo tanto, io esporto 80% più 40 paesi nel mondo, ecco, e ho sempre stesse, diciamo, background che arriva, e così, e questo mi dà anche mi stimola per fare ancora così, perché questa, diciamo, la strada di una viticoltura di precisione biologica o biodinamica non è facile, Sì. serve un grande team, un grande impegno, e solo sono risultati, non arrivano subito diciamo, sul prezzo, ma stimolo per fare, e anche io questo voglio, come detto, dimostrare anche in altri giovani, altri produttori, che adesso è un cambiamento anche di generazione un po' sicuramente che viene, che io spero che continua, che non è facile, perché vini soprattutto di qualità si bevono, e sanno che questo non è solo una bevanda di alcol, che c'è per me vino buono, vino fatto bene, c'è molto di più, e questo penso dobbiamo anche alle nuove generazioni dare questo stimolo, questi messaggi, che continua a vendere questo vino non solo come un prodotto, che questo anche molta cultura, molta qualità, molta tradizione, sono tante cose. Qua abbiamo questo, no? Solo questo non dobbiamo bere solo noi qua, sicuramente anche in Friuli siamo tutti qua, c'è cultura di vino, ma io che viaggio tanto bravi su vedo... quello. Cosa? Siamo bravi su quello, bene.
Ma c'è qui a Bird c'è un spirito di collaborazione tra produttori, o perché una delle lamentele che io ho sempre avuto in Friuli è che c'era, almeno fino recente, fino all'ultima generazione, allora quelli più giovani, c'era sempre questa paura degli altri, perché se tu prendi mercato tu hai rubato qualcosa da me. No, allora io devo proteggere il mio mercato a tutti i costi, allora non si condivide, non si comunicare, non si... Secondo voi si vede un po' più una sensazione di collaborazione a Bird, o c'è un po' paura di proteggere i mercati propri? Ma secondo me c'è lo spirito di collaborazione, anche perché noi siamo, perlomeno la gran parte dei produttori che collaboriamo, siamo abbastanza legati all'export. Perciò Ok, non ci tiriamo bastoni tra le ruote, anzi bene, cerchiamo di collaborare quando si esce. bene. Eh, Questo è non- Ma importante, noi ragazzi. due, guarda, siamo quello che siamo fatti, quella Ribola Masterclass, siamo diciamo quelli che supportiamo anche il consorzio. Da noi il consorzio è un po' diverso, e io ero adesso, quell'ultimo mandato, 4-5 anni, io ero presidente. Ok. Adesso tocca diciamo, un altro, ma non siamo ancora fatti le lezioni o per questo, ma io anche quando non solo sono presidente, sono sempre per... Anche qua era collaborazione che una volta non esisteva tramite, diciamo, aziende private con cantina sociale, no? Adesso abbiamo sicuramente, a parte il nostro gruppo, diversi produttori, che Mattias e tutti quei altri che siamo creati, anche noi siamo sempre invitati anche in aziende nell'altra parte, anche su questo, anche nell'altra parte del Comel, Keber, Ah, Stura, ok. Ground, Radicon, Per anche il presentare insieme. tuo Yerman, Yerman Gradisciuta. Gradisciuta, ma Yerman non qua, anche Yerman. Sempre siamo stati aperti Ah, e sempre invitati a fare insieme, bello, parlare insieme, bello. dimostrare questo territorio, perché per noi non solo della Meloni, anche questo confine era solo un confine, diciamo, che sulla mappa. Adesso confine con Schengen che non esiste di più, e questo da una parte anche il bello, ma quello che è qua, come io che sono da uno dell'una famiglia che fa vini sotto l'Austro-Ungheria, sotto Italia, sotto Jugoslavia, adesso sotto Slovenia, sempre negli stessi vigneti, e noi siamo sempre nello stesso paese. Mhm. E quello che hai detto, perché non siamo conosciuti, mi capite? Noi sicuramente Berda, tutto questo territorio, o c'è rimasto sempre tipo sotto Austro-Ungarico o sotto Italia, o Oh. sotto uno con una bandiera, mi capisci? Sempre vino, si dice Berda, ma si sa anche lo stato. Mhm. Piemonte, Italia, Burgundia, non so, Francia, Alsace, questo, Napa, America, non so, anche in Nuovo Mondo, in Cile, hanno sempre lo Stato e dopo la zona. Ok. E noi quando ogni 40 o 100 anni che cambi Stato? non è facile. Noi adesso Capisco. siamo questi che lavoriamo dal 91 per Slovenia, Bardà. Ok. Ma dal 91 a 2025 sono Pochi anni. pochi Sì. anni, e io penso quello che siamo fatti non è poco. No. O si continua così, diventa, perché la zona ha la storia, e sempre sono documenti, sono tutti, si sa che soprattutto prima, quando oggi non c'è acqua, quasi portano acqua, manca questo, sono concimi, sono cloni, sono dopo per fare trattamenti, dopo base questa che viene un po' di uva, Mhm. c'è enologia che si fa vino. Oggi si fa vino dappertutto. Ok. Io ero da poco in Cina, ho assaggiato vini molto buoni, tecnici, sai, la In storia Cina. di Cina, Ok. sappiamo quanti anni hanno. Oggi ti permette, parliamo non solo per 100 anni, già 50 anni fa o 40 anni fa era poco di questo di enologia, anche quello che si può portare. Allora o guardi le mappe dove erano vini dove sono veramente miglior condizioni, dove c'è la storia. Dopo è diventato vino business. Mhm. Oggi si producono vini dove era la mais, dove non c'è
magari anche altre culture, no? Certo. Per questo è diventato business e fanno che costruiscono già uva in vigneti con tutti i prodotti e dopo anche in cantina. E questo si deve fare, devo sapere che le zone, quelle storiche della vino, che sono diciamo miglior zone, che sono, non so, Grand Cru, che hanno la storia, che hanno tutti i potenziali della terra, della clima, si deve promuovere in una certa maniera e dimostrare che questo non è solo un prodotto fatto, che si chiama vino, però che è ha una storia un'altra che differenza c'è in bicchiere. Questo non possiamo solo dire che non sanno altri, e per questo serve tanto. Però è molto difficile fare questo, no? Il problema è che in Europa siamo abbastanza vincolati come superficie, come tutto, però quando esci magari sono zone vitivinicole dove possono piantare a volontà, quando gli serve un'uva la piantano, la fanno, e questo fa magari le plusvalenze sul mercato che ti rovinano anche il giro del mercato. Se tu vieni da una zona storica, chi lo sa? Poca gente lo sa, però intanto c'è tanto vino sul mercato, no? Certo. Sì. Mi piace tantissimo che c'è questo spirito anche transfrontaliera, no? Tu che hai dei vigneti in Italia, adesso che Yerban che è venuto qua, che c'è Keber che ha dei vigneti anche qua, allora c'è questo... Sì, diversi, anche Josko Grauner ha più vigneti, penso, in Slovenia come in Italia. Allora, però tu stai facendo, Mattias, un progetto veramente transfrontaliera con un produttore di Collio. L'abbiamo parlato un attimo di questo, non volevo dimenticare di parlare di questo metodo classico che stai facendo. Sì, praticamente io e Robert Prencic dell'azienda Gradistrutta ci siamo conosciuti, diventati amici facendo il Master MBA a Trieste. E praticamente lì si è creata un'amicizia dove per l'esame finale abbiamo fatto il vino transfrontaliero, e praticamente ciascuno di noi era un momento dove voleva partire facendo una bollicina a base di ribolla. Visto le visioni abbastanza simili, la preparazione anche abbastanza simile di entrambi noi, abbiamo detto perché non facciamolo insieme, no? Anche perché la ribolla, metodo classico all'epoca, non lo faceva ancora nessuno, e abbiamo voluto fare anche un progetto transfrontaliero per, diciamo, riunificare il territorio che era diviso dal confine dopo la seconda guerra mondiale, e nel passato non era mai, no? E per quello abbiamo creato 2 vini base, ciascuno nella sua azienda, a base di ribolla, e li abbiamo uniti in un vino chiamandolo Rebolium Sine Finis, perciò la ribolla senza confine, senza fine. Quello è il significato di Sine Finis. E praticamente qual è il problema che abbiamo avuto dopo, no? Il problema quando si uniscono 2 DOC, uno DOC Brda Slovenia, l'altra DOC Collio Italia. Adesso cosa è diventato? Sto vino è diventato un made in EU, un vino da tavolo prodotto in Europa. Che non è proprio la sigla più vincente come però trasmettere la qualità. Però il messaggio che stiamo lanciando è che noi abbiamo un problema, e questo è un vino che magari è un vino, però magari nel futuro si potrebbe fare altro, magari unendo la zona, lasciando stare Brda e Collio, però guardando più in grande magari nel futuro per aver possibilità di collaborare ancora di più. Allora, questa è 100% ribolla gialla? Noi metà Collio, metà Brda? Sì, noi facciamo 4 vini adesso. Ok. Con una. Noi facciamo praticamente 2 ribolle. Un Chardonnay che si chiama sempre Sine Finis. Sine Finis, una è ribolla, Rebolium, altro Rebolium Brut Nature, che è un Quadusè di ribolla, che anche questo è molto unico nel suo genere. Penso non ci sono ribolle non dosate, metodo classico, fatte con 7-8 anni di affinamento sui lieviti. E poi c'è il Blanc de Blanc, che è un Chardonnay. Abbiamo voluto fare un confronto internazionale con i vitigni internazionali, sempre unendo vini delle nostre 2 aziende, e il rosato che è base di Pinot Nero. Bello, un bel progetto.
Bel progetto, molto impegnativo anche dal Quando, punto quando di è stato il prima rilascio di questo? 2008. 2008? Ah, Sì, così tanto tempo. sì. Perché non ho mai sentito di questo prima? Di Perché noi 2008. non lo so, Sì, ma ma 2008 è la nata, no? sì, Dopo siamo uscito partiti 11, 10 11, forse. 3 anni. Tanti anni. Sì, Sono ignorante di questo progetto, mi no, dispiace. ma Vieni troppo Sicuramente poco sì. qua. Pochi settimane conoscono molto meglio il tuo sì. vino quando faccio questo evento a Manzano. Abbiamo avuto fortuna anche di essere invitati a Roma con i nostri due presidenti di Stato, sloveno e italiano, Giorgio Napolitano e Danilo Turk, proprio nella visita ufficiale del nostro presidente a Roma, a presentare sto vino a tutte le autorità. Bello. Sì, una bella esperienza. Ma anche Molto bello. parli di questo che è fatto da poco, adesso con la cultura di due città che veramente anche ho visto io, ho pubblicato. Di Gorizia e Sì, Novogorica. ma Sì, ti abbiamo spiega- fatto anche adesso, abbiamo fatto un progetto legato un po' più alla cultura che al vino. Però noi siamo partiti col vino. Il nostro vino si chiama Sine Finis, però abbiamo fatto il progetto Ars Sine Finibus, arte tra il senza confine. Ok. E praticamente abbiamo fatto installazioni sui vigneti invitando giovani artisti che hanno fatto università principalmente di Venezia, però anche Milano e altre zone dell'Italia e del mondo. E hanno fatto Anche sloveni, anche sloveni, sì. Abbiamo cercato di fare anche lì collaborazione tra, come abbiamo fatto noi nel nostro piccolo, anche unendo loro a collaborare a fare un'opera in due. Spiegandogli le nostre problematiche, dandogli il materiale a disposizione per fare installazioni che magari come si dice, focalizzino il nostro ambito transfrontaliero. E dopo più sono due queste che avete Sì. davanti, due cantine, quelli Queste cubus, come sono? quelle sono due sfere che erano fatte dei tanti artisti in comune. Anche lì abbiamo avuto tanto lavoro a collaborare perché abbiamo incastrato l'artefice che è Marco Nerea Rotelli di Milano, un noto artista che ha disegnato la sfera. Poi c'erano Giorgio Celiberti che ha installato dentro le ceramiche in Grèce. Poi era Alice Steger e Alessia Valentini, che sono due poeti, e su queste sfere abbiamo inciso le loro parole dei scritti. Wow. E è una cosa che io non mi aspettavo del professor Valentini, che praticamente è un premio Nobel, che ha collegato su una vite esterna un sensore che misura il flusso della vite Ok. e l'ha trasmesso sulla luce LED dentro la sfera. Perciò questa vite, quando riposa, questo LED va più piano, invece l'inverno va più piano, invece quando Figo. la vite lavora Sì, di sì. più. È molto figo. Sì, Bello, e bellissimo. non era facile incastrare tutti collaborando insieme come facciamo noi sul nostro, no? Ok. Sul nostro progetto. Perciò Dove viene questo passione per l'arte? Ma diciamo che sul vino abbiamo visto come si collabora sul vino in due. Abbiamo voluto, ovviamente cercando anche un bando europeo, usando fondi per fare queste opere, però abbiamo voluto incastrare gli artisti, dandogli i loro ruoli per creare queste opere, promuovendo un po' tutto il territorio. E ci è riuscito molto bene perché siamo usciti tantissime testate in Italia. 2 giorni fa siamo usciti su Rai 2, alcuni giorni fa sulla prima rete slovena. Siamo molto contenti di farlo. Bello. Tu Marian, tu non fai un Sì, metodo sì, classico, sì. tu No, fai un vino metodo spumante. classico, no, ma Solo cultura, vini. quello che hai detto. Lui beve Noi champagne. abbiamo bevo sempre meno bollicine per la acidità, pancia. ma non pancia, diciamo l'acidità. Bevo io vino abbastanza, ma bevo anche la Marian, bollicina. se io ricordo bene, nella tua sala lì ho visto tante belle bottiglie sì, di sì. spumante che hai bevuto. Hanno detto molto passione quando era
e champagne sicuramente ma come cultura, ecco, devo dire che detto noi tanti produttori, anche io ho un'ambasciata di cultura di arte, io perché bello. soprattutto Bardà, ma Medana quasi tutti abbiamo anche come agriturismi o produttori, abbiamo le ambasciate dove vengono ogni anno o 1 o 2 settimane vengono artisti, sono da noi, mangiano da noi, Ho devi sentito organizzare qualcosa, dormire, sì. sì, e lavorano e dopo una settimana che c'è una tema che questo gruppo come si chiama Art che danno una tema, loro lavorano, diventa dopo la mostra che rimane dopo Villa Vipoge della qualche altra sala e invece dopo questi arti diventano nella proprietà dell'ambasciata. Ma così ogni giorno si incontrano, diciamo, noi produttori, loro si fa diverse teme, dopo anche degustazioni di vino, di cibo, diventa qualche concerto, ecco così, diventa così, viene perché non so, c'è diversi qua vicino a me, francese, Dolfo, Movia, Giappone, Klinez, Polonia, Sciureca, tedeschi, così veramente tanti, così vengono anche gli ambasciatori, quando ho finito vengono loro, è una molto, sai, in un paese viene anche un'altra sfera di persone creative che si mette insieme ai produttori. Io penso questa è una ricchezza di condividere, anche questo anche noi dobbiamo un po' sponsorizzare, ma è così bello quando dai la possibilità agli artisti anche questa comunicazione che dopo viene questa settimana, 2 che intorna nel paese. Bello, bello, bello. Allora, stiamo andando avanti molto, però ho un paio di domande un po', diciamo, strano per fare a voi. Perché mi piace, io ho cominciato a fare queste cose, come si chiama? Le domande del cavolo. Sai che in italiano si dice domande del cavolo invece di dire cazzo, no? Allora mi piace fare delle domande strane perché spesso viene fuori qualcosa abbastanza interessante. Allora, volevo chiedere a voi, ho 2 domande, però si può sempre, se dovevi paragonare uno dei tuoi vini con un personaggio famoso, come si può paragonare? Allora, scegli un vino come un personaggio famoso. Questo sarebbe, per esempio, faccio un vino che secondo me è un Keanu Reeves perché è molto simpatico, perché è molto bello, qualcosa così. Dammi un esempio di un vino e un personaggio famoso. Non è facile questo, eh? Non so, io così che seguo, mi piace calcio, sono anche Mattias, siamo tutti e 2 anche giocati quando eravamo giovani, lo è anche un po' più di me. Mi hai fatto un'idea adesso. Sì. E adesso così che conosco un calciatore, per me, anche io tifo in Italia per Milano e ho conosciuto bene Paolo Maldini. E mi piace come giocatore, carattere, non è cambiato mai la club, la maglietta, non è fatto nella carriera dei casini, ha vinto tutto e molto era costante così. E quale Il vino sarebbe quello? diciamo che la Ribolla o Poca è Ok. una che non cambia bandiera, non cambia, porta sempre, e questo è È come un costante, Maldini, è sempre sì, sì, campione. sì, sì. Ok, bene. E per te, Mattias? Mario mi ha aiutato su questo punto di vista, perché anch'io sono Ogni aiuto. milanista, no? Oh, ok. Allora tu sarebbe un grandissimo amico di mia moglie, perché Sì. mia moglie è anche milanista. Anche Mario lo è. Ah, sì? Sì, è Ok, vedi. Vedi. Tu hai conosciuto mia moglie, Sì, ricorda sì, che sì, sì, sì. Ah, ok. Dovevi dire quella volta che era milanista. Più... Noi abbiamo una ribolla macerata che si chiama ribolla Brutus.
Ok. E praticamente, secondo me, il calciatore che ci sta, potrei descrivere con questo, è Gennaro Gattuso. Gattuso, ecco. Gattuso, ok. Grintoso come... Grinta, Sì. ecco, non Grande. mola anche lui, ecco. Sì. No, Diciamo è che un grande. non è il mio primo idolo, però come descrizione del vino magari ci starebbe. Questo sì, ok, questo è forte, no? Sì, Che non, sì. se non molla mai, mi piace tantissimo, questo è molto bello. Se dovesse bere solo un vino per tutta la tua vita, però non può essere uno dei vini di Slovenia, devi fare qualcosa fuori dalla tua zona e puoi bere solo quello per tutta la tua vita. Etichetta o vitigno? Vitigno, ma puoi andare anche più preciso. Un vitigno di una zona particolare o un tipo stile di vino, Bordeaux, quello che vuoi dire. Però un vino, se devi rinunciare tutti nel mondo, Io subito. però cosa? Io subito Cosa? ho fuori deve solo un vino, perché per me un vino che è bianco, rosso, bevo più bianchi ma bevo anche rossi, ma Pinot Nero di Borgogna è un Pinot vino Nero di che Borgogna. è rosso ma anche può essere leggero, fresco anche come C'è bianco, uno in però- particolare? O devo dire uno, allora Pinot Nero E di non si può Borgogna. dire Romani Conti perché quello Ah, è sono diversi. Adesso io troppo veramente facile. conosco tanti, ho tanti amici anche fatto diverse esperienze in Borgogna. Ah, Vado ogni anno e così tanti. No, sono, dico, è facile dire, ma sono tanti anche altri Pinot Nero piccole di Borgogna. di aziende, Pierre Colin, Rouleau, Cojuri, parliamo anche bianchi, rossi, ma diversi, ecco. Ok. E la zona per me lì sono tanti produttori come qua. Non siamo solo io e Mattias, sicuramente in Brda che fanno un vino buono, dopo Ok. sono specificati, ma per non scegliere, ma già un stile di un vino anche lì, ai vini più bassi, ma grandi vini della Borgogna, sicuramente Pinot Neri come hanno loro, sono poche zone in mondo. Io per questo ho la sfida e faccio già diversi anni e piano piano sono sempre meglio risultati, anche così mi dicono il mercato, anche critici, che avevo 2 complimenti di 2 grandi, uno è già morto che è scritto in Decanter, e la Steven Spurrier che Ok. Best Pinot Noir House e Burgundy make Marian Simčić Bello. nel Paranata, non so cosa era, 2004 qualcosa era così. Anche Jensis e Robinson in Financial Times, uno dei migliori Pinot Neri fuori di Borgogna. E lei quando assaggiata non credeva, perché ha detto: come tu fai Merlot, fai Ribolla, lasciamo stare, toccare il Pinot Grigio, vini della zona, ma come tu riesci a fare a parte questo, di questo livello, anche Pinot Nero è venuta a vedere la vigna e tutto. Bello. Quando dopo ha assaggiata diverse annate e dopo ho fatto un articolo su Financial Times che veramente è prima lei, che è un grande rispetto di lei, e dopo anche un medico come Financial Times che è dentro, ecco, per questo ero curioso, ma sempre faccio quello che si non può. E per te, Mattias? Anch'io sono amante della Borgogna, Sì? magari anche delle tante altre zone, però se mi chiedi un vino da bere tutti i giorni, non andrei sul rosso, perciò andrei su un Chardonnay Chardonnay della Côte d'Or. Sì. Oh, ok. Sì. Bello, molto bello. Bene, signori, è stato veramente un grandissimo piacere avervi per la prima puntata di La Taverna Fuori, La Taverna on the Road, La Taverna Fuori del Friuli Venezia Giulia. Grazie tantissimo per il tempo dedicato. Mattia, è stato un piacere Sì, grazie. conoscerti. Marian, è stato un piacere vederti, ma anni che non ci vediamo, allora Vediamo, ecco, ma sono super contento. siamo Grazie passati tantissimo. un po' di tempo insieme, come in America, come qua, tutto. No, Abbiamo però fatto anche delle avventure insieme. ti auguro anche con questa nuova Grazie. avventura nella tua, diciamo, vita professionale, molto bene. Niente, ti ringraziamo perché Grazie. siamo Sì, primi grazie anche per primi l'invito, ospiti fuori del Friuli. Io Esatto. penso che anche per tuoi ascoltatori
sarebbe interessante. Niente, magari ancora qualche Assolutamente. volta, ecco, con qualche altro tema. Grazie. Bene, spero di avere la possibilità di ripetere l'esperienza. Sì, invito tutti a venire in Barda. Esatto, Ecco, tutti. infatti E l'azienda questo sarà proprio uno dei messaggi che voglio dire, perché tante persone devono capire della bellezza di questa zona. Infatti ho degli amici degli Stati Uniti che vengono prossimo anno ad ottobre, e sicuramente facciamo un giro in Barda, sicuramente. con piacere. Ok, grazie ragazzi, buona Grazie. giornata, grazie per il Grazie. tempo. Vorrei ringraziare i produttori presenti oggi nel podcast per il loro tempo e per i loro vini. Vorrei anche ringraziare Clet Berda e il direttore Silvan Persciodia per averci messo a disposizione lo spazio per registrare questo podcast, Alex di Cristalvin, che è stato il mio riferimento nella regione, e soprattutto Erika Konkut. Voglio ringraziare lei, che è stata la vera protagonista dietro le quinte nel rendere possibile la realizzazione di questi podcast.